VIC è l'acronimo di Very Important Choice, l'abbiamo scelto perché sta per VIP, Very Important Person, e ci ricorda quanto sono importanti le scelte che facciamo tutti i giorni. Le scelte, soprattutto noi ci occupiamo di shopping, di moda sostenibile, è una startup innovativa che porta servizi all'industria della moda, dell'artigianato, dei piccoli processi sostenibili in Italia soprattutto, e li fa emergere, li fa crescere, racconta la loro trasparenza, li porta su nuovi mercati, propone nuovi modelli di business come ad esempio il renting di soli abiti sostenibili, e crea questo che viene poi definito come cambio di paradigma. Quando siamo stati a Milano quest'anno per gennaio, insomma prima della pandemia, abbiamo proprio vinto la nomina speciale di Paradigm Shifting Startup per il nostro lavoro di innovazione, portare modelli business innovativi per rendere la moda più sostenibile. Il progetto è nato nel 2017, quindi parliamo di qualche anno fa, ed è stata una mia fortissima idea, una fortissima passione. Io come altro lavoro faccio anche la life coach, quindi aiuto proprio le persone a trovare il motivo che li aiuta, insomma, a sentirsi motivati a vivere, a perseguire quello che gli piace realizzarsi. Per me la passione per riuscire a trovare un nuovo modo di vivere consapevolmente in armonia con la natura deve passare attraverso le abitudini che abbiamo tutti i giorni. Quindi siccome comunque tutti ci vestiamo, comunque tutti facciamo shopping, comunque tutti compriamo online, era per me importante intervenire in questo ambito perché volevo appunto dare una scelta alternativa, quindi che fosse possibile avere un'alternativa rispetto banalmente al fast fashion. L'idea di innovazione di Vic nell'ultimo periodo ha avuto un'inversione di flusso, perché mentre nell'ultimo, come Sara ha spiegato prima, negli ultimi 3 anni Vic è stata volta al mercato, ora Vic ha deciso e si è accorta soprattutto che è importante non solamente la considerazione da parte dell'utente finale, e che quindi la trasparenza, l'azione di trasparenza che abbiamo sempre portato avanti, ma la differenza sta nell'andare a prendere quelle che sono le aziende, le PMI ed gli artigiani, ed dare loro la possibilità di comunicare il loro valore aggiunto in modo totalmente differente, in un modo potremmo dire più digitale, perché abbiamo intenzione di utilizzare la blockchain per fare questa cosa. La blockchain è uno strumento che è nato dall'utilizzo della Bitcoin, della moneta digitale, che però viene anche utilizzato per fare delle certificazioni, per fare delle registrazioni. Quindi tutti i passaggi che avvengono all'interno di una filiera produttiva, quindi partendo magari dal filo fino ad arrivare alla t-shirt che si trova nel vostro nel negozio quando voi andate a effettuare l'acquisto, ogni passaggio può essere certificato e verificato che effettivamente in ogni passaggio ci sia stato il rispetto della sostenibilità, dell'eticità e di altri valori come quelli del riciclo magari di materiali, oppure anche l'ulteriore spiegazione di come andare a utilizzare il capo nella sua vita. Io ho fatto questa scelta perché quel corso di studi banalmente non c'era in Italia quando l'ho studiato io. Con gli anni le cose sono cambiate perché poi i corsi di studio si evolvono costantemente. Prima di quello ho studiato un anno in Giappone e poi ho fatto anche delle altre esperienze all'estero lavorative. Tutto questo mi ha permesso di avere appunto un bagaglio che riportato in Italia, quindi nel nostro paese, riesce a portare l'innovazione di cui parliamo. Non parliamo solo di studi, parliamo anche di metodologie, di influenze, parliamo anche di, ad esempio, una delle metodologie innovative più utilizzate anche oggi nelle aziende, design thinking e lo human centered design, che noi abbiamo studiato 10 anni prima nei nostri corsi universitari. Quindi adesso si vede, ad esempio, visto anche qua a Treviso, proprio nella Camera di Commercio, ci sono dei programmi per portare innovazione tramite queste metodologie, e quindi per noi è solo una conferma che quello che stiamo facendo è giusto, nel senso che anche l'idea di VIC, quindi il modo in cui noi sviluppiamo, abbiamo parlato di servizi per far crescere la moda sostenibile in Italia, il modo in cui sviluppiamo questi servizi è proprio un approccio di design thinking. Cosa vuol dire? Includere il fruitore del servizio finale
nella definizione del servizio stesso, quindi non sono io che diciamo mi sveglio la mattina e dico facciamo questo perché è bello, ma mi sveglio la mattina e dico che cosa posso fare oggi per aiutarti, per avere più impatto, perché entrambi cresciamo insieme. E questo è una filosofia di sviluppo inclusiva che sicuramente spero insomma verrà sempre più fuori nel futuro. Spero che i giovani possano appunto tramite anche esperienze all'estero avere questo approccio molto più di gruppo, molto più di comunità, molto più inclusivo, che porta poi un benessere per tutti.